Diciamo che nell'arco di 2 anni noi abbiamo ottenuto dei risultati abbastanza considerevoli e i numeri ci danno ragione nella misura in cui i PON, che venivano inizialmente visti dall'utenza come attività legate al recupero di competenze, quindi rivolte soltanto a studenti con difficoltà, nell'arco di questi 2 anni, dicevo, queste azioni, queste attività sono state invece percepite dall'utenza, dai genitori e quindi anche dagli studenti, ma in particolar modo anche dai docenti, come attività funzionali a tutti gli studenti, cioè al miglioramento delle loro competenze laddove potevano avere delle difficoltà, ma anche dove dovevano avere dei consolidamenti. Quindi nella gamma del piano operativo nazionale noi abbiamo attività di recupero sì, ma anche di consolidamento e talvolta anche di potenziamento. I PON non sono rivolti in modo stigmatizzato a quegli studenti che necessariamente hanno difficoltà o che, come si dice generalmente, vanno male perché hanno delle valutazioni basse, ma a tutti quegli studenti che possono avere disagi di varia natura o che non hanno ancora capito esattamente quale è la loro vera attitudine e il loro vero orientamento. Abbiamo coinvolto 600 studenti su 1500, quindi possiamo dire tranquillamente che siamo a una buona quotazione di studenti che sono entrati dentro.